Rientriamo in questa San Gregorio Valdobbiadene per questa edizione 2010, quell'istituzione che ha creduto fin da subito nei prodotti tipici della marca trevigiana è la provincia di Treviso, e qui non potevamo non avere ospite Leonardo Muraro, presidente di provincia di Treviso. Allora Muraro, è una soddisfazione vedere così tanta gente attorno alla nostra agricoltura, a quel tipo anche di artigianato dell'agricoltura che crea ogni giorno dei prodotti meravigliosi. Ma San Gregorio ha portato la primavera, una giornata splendida, inaugurazione di questa fiera tipica di Valdobbiadene, dove si abbinano i prodotti di qualità, il prosecco, il cartizze della zona, ma abbinato anche i formaggi di malga, perché Valdobbiadene significa anche Montegesempi, significa formaggio di malga importante e buono. Una garanzia per cui per i consumatori, un'area dove l'artigianato e l'industria lavora a fianco proprio del sistema del prosecco. Lei oggi ha lanciato anche messaggi forti, ha detto l'agricoltura finalmente ha riconquistato la sua dignità di settore primario. La provincia di Treviso ci crede, la filiera della regione del Veneto ci crede, abbiamo la sinergia, l'importanza di una squadra che crede nell'agricoltura come valore aggiunto di questa collettività, di questa trevisianità, di noi veneti, e questo valore aggiunto lo vogliamo fare emergere appunto nella filiera del turismo, dei prodotti di qualità, ma soprattutto anche per tutti quegli agricoltori che duramente lavorano quotidianamente nella propria terra. Presidente, la realtà è tante volte dura. La scorsa settimana avevamo ospite della nostra trasmissione Giampaolo Dalbò, direttore di Apo VF, intervistato a Berlino alla Fruit Logistic. In queste ore Dalbò è mancato, stava male da tempo, non ha mai smesso di stare in mezzo alla sua agricoltura. Lui amava tantissimo l'agricoltura, difatti aveva creato anche proprio la grande distribuzione di prodotti dell'agricoltura. Una grave malattia lo ha colpito da qualche mese a questa parte, forse non ha avuto la forza o il coraggio di saperla affrontare fino alla fine, ma quella è una sua scelta. Dall'altra parte devo dire ciao Giampaolo, ciao Dalbò, perché sei stato un grande punto di riferimento, soprattutto nel settore della distribuzione di prodotti tipici, dall'asparago di Cimadolmo, dai tanti prodotti della pianura trevisana. Grazie per quello che hai fatto, noi ti penseremo sempre. E noi ci uniamo a questo pensiero del presidente Leonardo Muraro. Grazie Presidente, ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi le conclusioni dalla scuola di ristorazione di Valdobbiadene, e vedrete cosa è successo in queste ore, un accordo straordinario. A tra poco. Veneto Banca è una popolare antica, nasce nel 1877 ed è profondamente radicata nel territorio. I nostri prodotti e anche i nostri servizi sono il frutto del dialogo, ma soprattutto della conoscenza che abbiamo della nostra clientela. Per un'azienda la differenza la fanno i servizi ed i prodotti che offre al mercato di riferimento. Questo vale anche per Veneto Banca, che con accurata flessibilità propone ai propri clienti dei prodotti assicurativi che hanno come missione quella di generare e tutelare i risparmi delle famiglie. Si chiamano tra gli altri Young, Vantaggio Previdenza e Vantaggio Investimenti Platinum. Young nasce per garantire il futuro dei propri figli attraverso un capitale creato con l'accantonamento periodico di piccole somme. Il soggetto, contraente assicurato, potrà essere il genitore o il nonno, ma il beneficiario finale sarà sempre il figlio, il quale potrà scegliere fra il capitale in un'unica soluzione oppure richiedere una borsa di studio liquidata attraverso 5 assegni annui rivalutabili. Young inoltre, nel caso di disoccupazione del contraente, concede l'esonero dal pagamento dei premi per un'annualità. Vantaggio Previdenza è invece una rendita privata, indispensabile per vivere sereni e mantenere il proprio tenore di vita anche al termine dell'attività lavorativa. Con Vantaggio Previdenza puoi accantonare ogni anno i tuoi risparmi, secondo un piano di investimento adeguato alle tue esigenze e al tuo reddito. Il vantaggio è quello di poter definire con largo anticipo l'ammontare minimo della rendita. Per chi ama le polizze sicure e innovative, ecco Vantaggio Investimento Platinum,
in grado di garantire la crescita costante del capitale investito, senza rischi di perdite finanziarie. È un prodotto flessibile che ti consente di decidere liberamente la durata del tuo investimento, beneficiando delle garanzie esclusive dei prodotti assicurativi. Con Vantaggio Platinum si può gestire in libertà il risparmio, con comodi versamenti sospendibili in ogni momento, e allo stesso tempo si può investire i risparmi in sicurezza, proteggendoli dalle oscillazioni dei mercati finanziari. La forza di Veneto Banca è il suo sguardo rivolto sempre al territorio, per riuscire ad interpretare le esigenze dei propri clienti, offrendo loro una risposta su misura. Proponiamo soluzioni personalizzate per soddisfare al meglio le esigenze della famiglia e delle piccole e medie imprese in particolare. Il successo nostro di oggi si basa su questo lavoro e dura ormai da più di 100 anni. Rientriamo in questo studio ideale dedicato a San Gregorio a Valdobbiadene per le conclusioni. Siamo con il sindaco di Valdobbiadene, Bernardino Zambon, e con il preside della scuola di ristorazione Alberto Raffaelli. E c'è questa presenza vicino a noi, questa testimonianza importante, perché vogliamo concludere questa puntata con una grandissima novità a Valdobbiadene. Diciamo un risultato incredibile per certi versi. Sindaco, ce ne parli lei. Sono contentissimo perché è sul piano della città, del suo ambiente, ed è sul piano culturale. La scuola di formazione Piero Berton si insedia in questa meravigliosa piazza della Valdobbiadene che guarda al suo futuro e fa dell'elemento formativo della ristorazione e dell'accoglienza enoturistica il percorso da evidenziare in piazza con i suoi ragazzi, con gli studenti. Alle sue spalle il famoso, noto, tradizionale per queste zone albergo, hotel, ristorante, pizzeria alla Torre, che in queste ore è diventata sede ufficiale della scuola di ristorazione di Valdobbiadene. Sì, la proprietà ha messo a disposizione della scuola questa realtà magnifica, significativa anche di Valdobbiadene, perché crede che sia il momento in cui anche l'azienda, l'imprenditore si dedica alla scuola e alla formazione, perché sa che lì trae il tratto della speranza futura per le giovani generazioni. E la palla, sindaco, adesso passa al preside e immagino che sia ben contento di gestirla. Siamo veramente contenti e grati a chi ha creduto in questa cosa, in primis l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale con l'assessorato alla formazione. 5 minuti fa il ministro Zaia ci ha incoraggiato tantissimo ad andare avanti, ha voluto conoscere per filo e per segno questa iniziativa. Noi sostanzialmente crediamo a questo, crediamo che questa scuola nasca da un ottimismo verso i giovani, e è proprio questo ottimismo che fa dei giovani la vera risorsa del futuro. Noi vogliamo formare bravi cittadini, brave persone, bravi cuochi e bravi camerieri. Questo crediamo sia il futuro anche di Valdobbiadene e di tutto il Veneto. Io la ringrazio per queste parole, per questa testimonianza. Sindaco, proprio in conclusione, lei ha detto agli agricoltori protagonisti di San Gregorio: attenti, siete voi i veri portatori culturali di questo paese. Sì, sono i protagonisti, non si vedano divisi, perché come un tempo l'unità su questo segmento ha fatto il successo, le nuove frontiere stanno su questa pista. Io la ringrazio davvero del suo intervento, non ci potevano essere migliori conclusioni per Cronache Trevigiane, che tornerà come sempre la prossima settimana, stessa televisione, stesso orario. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Email.